Concittadine e concittadini di Udine e non soltanto, un cordiale saluto da Fogolar Politic Europa Aquileiensis. E per dirvi perché alle prossime elezioni comunali cittadine noi non voteremo affatto, come è noto, Fontanini, ossia il sindaco uscente e ricandidato alla guida del comune. Non lo voteremo perché Fontanini innanzitutto ci ha traditi e offesi. E ci ha traditi e offesi come movimento e come persone. Allora si dirà, ma insomma, fatti personali, fatti privati che non c'entrano con una visione civica, collettiva. No, momento, intanto è bene ricordare che ciò che dai politici si aspetta il cittadino che opera spontaneamente, liberalmente, generosamente, gratuitamente per il bene della città è molto diverso da ciò che si aspettano i cittadini, insomma, i cittadini qualunque, figure private che fanno il loro, vivono la loro vita e punto lì. No, chi si impegna a favore di una città, ad esempio sul piano culturale, identitario, pretende a buon titolo quantomeno considerazione e rispetto, che insomma sono il minimo. E chi nulla dà a una città nulla pretende, insomma, e va tutto bene, va bene così, ma Fontanini ci ha traditi e offesi. Ha tradito e offeso oltre 30 anni di impegno civico, socioculturale, a sostegno di una dignità storica e contemporanea, di una cittadinanza che in larga parte non la rivendica quella dignità, anzi non sa nemmeno di cosa si tratti. Fontanini ci ha traditi perché nel 2018 Europa Aquileiensis, il primo braccio politico di questo nostro culturale movimento del Fogolar Civic, aveva sottoposto proprio un programma ai due candidati al ballottaggio comunale, Fontanini appunto e Martinez, e a quel programma Fontanini aveva aderito chiedendo il voto, per poi mai ricevere ufficialmente, una volta eletto, una rappresentanza della formazione e dare così seguito agli impegni assunti sul piano politico-amministrativo. E Fontanini inoltre ha tradito l'arengo dei cittadini, l'assemblea di popolo della città, i cui magistrati aveva formalmente ricevuto il 20 settembre 2018, rinnovando promesse di collaborazione assunte durante la campagna elettorale, promesse in seguito mai mantenute. Motivo di contrasto poi fu certamente la riapertura al traffico di via Mercato Vecchio e soprattutto la riforma dei quartieri, la più antidemocratica della storia odinese. Proponemmo un armistizio, eravamo in guerra, nel 2021 e lo facemmo per onorare senza divisioni tra civismo e palazzo il ventennale del patrono laico, del patrono civico della città e quello della festa di compleanno del nucleo urbano, iniziative nostre, oltre che del seicentenario del sacrificio dell'ultimo alfiere della patria del Friuli, di cui Udine rivendica notoriamente il titolo ancora di capitale. Armistizio fatto, ma solo un armistizio. L'anno successivo lo schiaffo finale da parte del sindaco Fontanini, con la prima riunione consiliare della storia contemporanea della città dedicata al patrono laico Bertrando, nostra promozione, che ci ha visti volutamente esclusi dalle commemorazioni, rimpiazzati da un valido intellettuale che nulla sapeva però delle battaglie da noi condotte per dare a Udine un simbolo storico interculturale di cittadinanza nell'attualità. Non sono sciocchezze queste per chi ha dedicato parte importante della propria vita alla promozione, al rinnovamento dell'identità cittadina udinese.
Queste sì, sono sciocchezze per la gente comune, per quella, insomma, che nulla dedica al prossimo oltre al proprio interesse. Fontanini ha offeso così vivi e morti di una nobilissima, appassionata, competente mobilitazione civica che tanto ha dato alla città di Udine, città ingrata, sì, irriconoscente, come denunciava lo stesso Fontanini qualche mese fa. Fontanini che di quella Udine certamente è rappresentante davvero degno. Non voteremo quindi Fontanini. Sarebbe votare contro noi stessi. Oltre al fatto che significherebbe sprecare il voto a favore di una cosiddetta politica del fare che non guarda oltre il proprio naso, che non si accorge che oltre le rotonde, oltre i marciapiedi, oltre gli ascensori al castello, le grandi mostre, le grandi sagre, oggi non esiste una comunità udinese. E se esiste è ridotta ad un happy hour. L'inesistenza del tema dell'identità urbana, del senso di comunità cittadino, che è il cardine di ogni vera, forte convivenza civile. Non parliamo poi della partecipazione, della cittadinanza, parliamo ancor meno di una politica internazionale capace di fare della città ben altro che il mero approdo turistico attorno al Taiuto, ai dipinti del Tiepolo. Una giunta del fare tanto per fare, non del progetto lungimirante, coordinato, coerentemente perseguito. Ecco, questo è il Fontanini che non voteremo. Fontanini and Company, naturalmente, non c'è solo lui. Avevamo dato allora appuntamento interlocutorio agli altri candidati al Pozzo di San Giovanni, epicentro cimelio della Joibe Grasse 1511, momento civico terribile, importante della nostra storia, per un'occasione così di condivisione. Si è presentato soltanto Marchiol. Un Marchiol di cui abbiamo apprezzato davvero il convergere programmatico su grandi visioni della città che anche noi per decenni abbiamo promosso. Visioni sui temi dell'identità, della comunità, della partecipazione, della centralità internazionale di Udine a procedere da radici e motivazioni forti. Dal sogno di una democratica Atene del Friuli e di una nuova Aquileia interregionale. E allora voteremo Marchiol, sosterremo Marchiol alle elezioni e dopo. Marchiol, figura che incarna, abbiamo capito, decisamente nella propria vita il mito aquileiese, udinese, friulano di un'irriducibilità positiva, costruttiva, posta al servizio del bene comune. Votiamo Marchiol per un popolo che conta in una città che conta, per ritornare grandi nel buon esempio, per ridare futuro alle radici gloriose di una città che quest'anno compie 8 secoli, sui quali Fontanini e i suoi già oggi sorridono.